ringraziare gli organizzatori che hanno dedicato questa importante conferenza internazionale a Dino Giacobbe e a Giuseppe Zutas, a me particolarmente cari e che io avevo annoverato fra gli eroi ignoti. Dopo questa conferenza, Dino Giacobbe e Giuseppe Zutas non lo saranno più. Il 1936 fu un anno di grande espansione e affermazione del fascismo. Senza risparmio di gas e di ogni peggiore violenza sulla popolazione civile, l'Italia occupa l'Abissinia e nell'euforia della vittoria si sente la diretta e legittima erede dell'impero romano. In Spagna le elezioni di febbraio avevano portato al governo della Repubblica il Fronte Popolare, animatore di un profondo rinnovamento della struttura sociale del paese. I nazionalisti si oppongono. Li guida Francisco Franco, sostenuto da gran parte dell'esercito, dal clero e dai latifondisti che non volevano porre fine allo sfruttamento delle masse contadine e operaie. Ne nasce una violenta guerra civile. Mentre da tutto il mondo convergono volontari per difendere la Repubblica e le nuove idee socialiste e libertarie che infiammano la Spagna, i fascisti italiani e i nazisti tedeschi si schierano con i nazionalisti, inviano aerei, navi ed eserciti addestrati nell'uso di nuove armi micidiali che sperimentano in Spagna. Basta ricordare il bombardamento aereo su Guernica da parte della tedesca legione Condor che rase al suolo la città basca. In Italia Mussolini appesantisce il tallone dell'oppressione. I miei genitori, Dino Giacobbe e Graziella Secchi, sardisti e antifascisti da sempre, conoscevano l'emarginazione dal lavoro, o gli attacchi infamanti sui giornaletti locali, le periodiche perquisizioni nello studio e nell'abitazione. E per Dino si ripeteva l'arresto preventivo ogni volta che giungeva in città un importante gerarca fascista. Ma allora non sapevano che spie pagate si erano introdotte nelle loro case. Tuttavia, nonostante tanto brillante attività, i fascisti muresi non erano riusciti a scoprire i canali di comunicazione tra i comici Giacobbe ed Emilio Russo, che dopo la fuga da Lipari aveva ristabilito i contatti con gli amici lasciati in Sardegna e da Parigi li teneva informati dell'evolversi della situazione politica internazionale. A questo proposito c'è nei ricordi miei e di mia sorella Maria, entrambe bambine, una strana visita. Un certo giorno arrivo in casa uno sconosciuto dal viso scuro e gli occhi grigi e freddi che a noi parve bruttissimo, ma ci incuriosiva e nascoste sotto la console lo osservavamo mentre parlava con mamma. Disse di essere un piazzista di medicinali che cercava l'ingegnere Dino Giacobbe, ma l'ingegnere Dino Giacobbe era assente. Dopo un momento di sconcerto, l'uomo sussurra di essere venuto al nome di Emilio Russo. Senza mostrare la minima emozione nel ricorrere alla solita formula della meraviglia e del negare di aver mai conosciuto Russo, Graziella, senza troppi riguardi per il galateo, gli chiese prove che non fosse un agente provocatore. Anziché rispondere all'insinuazione, l'uomo, che sembrava afflitto dal mal di testa, chiese un bicchiere d'acqua, vi sciolse un cachet del suo finto campionario e con l'aiuto di un batuffolo di cotone sfiorò la parte alta e quella bassa del suo blocco d'ordine. Dopo qualche istante vi apparve la nota scrittura di Russo: carissimo, anzitutto un abbraccio, e poi al termine tuo Emilio. L'uomo era Giuseppe Zutas di Monserrato.
resi per i compagni di battaglia. Sartista russiano, intollerante della dittatura fascista, aveva abbandonato l'Italia, si era recato a Parigi ed era entrato a far parte del movimento di giustizia e libertà, fondato da Rosselli e Mussolini dopo la clamorosa fuga da Lipari, dove erano stati confinati dal fascismo. Da quel momento, per noi bambini, Giuseppe Zucas, non più bruttissimo, ma anzi bellissimo, entrò a far parte del piccolo Olimpo dove ponevamo i nostri eroi segreti, Lusso, Rosselli e altri difficili da citare come Zio Putitini, dei quali non dovevamo parlare neanche con i cuginetti. Per Zucas il ritorno in Francia dopo la missione in Italia non fu privo di un brivido di emozione. Segnalata alla polizia politica, scampò l'arresto e riguadagnò la libertà perché sulla stessa nave viaggiava un omonimo che fu arrestato al suo posto. Ma non passò molto tempo che questo Che Guevara nostrano, che non aveva posto limiti al proprio ideale, moriva combattendo per la libertà della Spagna repubblicana nella leggendaria battaglia del Monte Pelato. E molto fulminato da una palla al cuore, racconta il settimanale Giustizia e Libertà. Il fuoco dei risalitori già languiva, i forti difensori della trincea già si credevano al sicuro, sostavano un attimo dall'arrivo a fatica. Zucas si faceva l'ultima sigaretta. L'amico Bonaccina scrutava lontano i movimenti dei nemici. Sente un profondo sospiro, si volta, Zucas era lento. Una pallottola lo aveva colpito al cuore, là in faccia al nemico, contro cui per 5 ore consecutive aveva eroicamente combattuto. Era stata, quella di Monte Pelato, la battaglia in cui fu impegnata la prima colonna italiana, la colonna Rosselli, guidata appunto da Rosselli e dal repubblicano Angeloni, costituita da 150 volontari di giustizia e libertà e anarchici, per lo più miliziani improvvisati e poco armati, contro 700 franchisti armati di mitragliatrici, cannoni e arcobaleno. Forse fra 100 anni qualcuno riscoprirà il nostro eroe romantico, ne scriverà un bel libro e in una futura contestazione studentesca qualche giovane, anch'egli romantico, si riconoscerà in lui. Ma nessuno potrà scrivere un libro che dia voce ai tanti eroi ignoti, o meglio, volutamente ignorati, prima che sia completamente strappato il velo di responsabilità e ambiguità steso su questa guerra così intrisa di passioni contrastanti, di ideali e di bassezze, dove i grandi perdenti furono i libertari, cancellati dalla scena politica nella quale non c'era posto altro che per le grandi dittature. In Spagna la guerra infuriava, ma in Italia le poche notizie ufficiali, manipolate e tendenziose, sembravano provenire da un mondo extraterrestre e non turbavano molto l'opinione pubblica esaltata dalla conquista dell'impero. Ovviamente non parlo dei miei genitori, che ogni giorno rischiavano il carcere pur di apprendere notizie autentiche. Ma l'opinione pubblica, che era appunto così estranea alla guerra, non veniva profondamente scossa se la notizia era portata a voce. Nell'aprile del 1937 a Nuoro si diffonde la notizia che il giovane anarchico Giovanni Bertoni, soprannominato Bandelere, fosse morto combattendo in difesa della Repubblica Spagnola. Per la prima volta la guerra prendeva concretezza ed entrava di prepotenze nelle coscienze. Bandelere era nato ad Orgoso, ma viveva a Nuoro con la madre Raffaela. Da giovanissimo era emigrato a Tunis per cercarvi libertà e lavoro.
Allo scoppio della guerra civile spagnola si arruola nella colonna Rosselli, assieme ai suoi compagni spagnoli. Come essi si addestra a combattere e nelle ore di pausa insegna a leggere e a scrivere ai compagni analfabeti. Ma in una limpida giornata di primavera, nella stessa battaglia di cui morirono Giuseppe Zutas e Pompeo Franchi, altro eroe ignoto nuorese, Vandenere incontrò la morte. La madre apprese la notizia, ma dovette reprimere il dolore e solo dopo la caduta del fascismo poté indossare il lutto e cantare il suo commoventissimo attitino. Mi cambio sus Spanos, cae morto il Vanello in su fronte in Spagna, come va e non vannos. Appunto, lei aveva saputo. Mia madre Graziella, che da bambina era stata compagna di giochi di Vandenere, scrive una lettera addolorata all'amica antifascista, la maestra Angela Nacciolo. Non riuscivo a prendere sonno. Vedevo Vandenere col petto squarciato e il bel viso aperto e vivo e sentivo uno scoramento e quasi un rimorso di dover attendere sempre dagli altri, senza tentare nulla, ciò che ci fa vivere e morire. Scusate. Sebbene consegnata a mano, la lettera fu segnalata alla federazione fascista da una bellatrice che frequentava la casa e le due donne furono arrestate. Graziella resterà in carcere 26 giorni, Angela Nacciolo tenne la moda e sarà espulsa dall'insegnamento. La nostra capacità di sopportazione si è esaurita, scriveva Dino in un suo diario. Ne concludo che con mezzi legali l'Italia non potrà più scrollarsi la dittatura fascista. Chi ne ha la forza deve andare a combattere il fascismo dove questo va bene. Perciò in questo momento in Spagna. Di lì a poco, il 2 settembre del 1937, Dino lascia clandestinamente l'Italia, raggiunge Francia, governata in quel momento dal Fronte Popolare, col proposito di proseguire per la Spagna, dove la guerra civile si era trasformata in uno spaventoso confronto internazionale tra nazifascismo e democrazia. Anche Graziella, che era sulla stessa linea politica ed aveva espresso apertamente nell'interrogatorio che aveva subito in carcere, ben volentieri avrebbe seguito il marito, se non avesse avuto 4 bambini da proteggere. Giunto a Parigi alla redazione del settimanale Giustizia e Libertà, Dino è messo al corrente del mutamento di situazione politica che si era verificato negli ultimi mesi in Spagna, all'interno del fronte democratico. I comunisti, che allo scoppio della guerra civile erano una minoranza, ora detengono la leadership, non vedono di buon occhio gli altri gruppi politici e lo combattono apertamente e subdolamente. Per andare in Spagna occorre una sorta di loro lasciapassare. Il progetto di Lusso di costituire una regione italiana autonoma politicamente e militarmente che combattesse in Spagna è definitivamente tramontato. Ma Lusso non demorde e, rinunciando le ambizioni, tratta con i comunisti a Parigi per la costituzione di una formazione militare di impronta generalista e sartista al comando di Dino Giacobbe, ufficiale di artiglieria e pluridecorato della Prima Guerra Mondiale. In Spagna c'era un grande bisogno di quadri militari capaci. Non mi dilungo sugli alti e bassi delle trattative, alla fine si arrivò a un accordo, la formazione si farà, sarà intitolata a Carlo Rosselli, ma non sarà a Cordono, bensì farà parte delle brigate internazionali. Dino ne sarà il comandante. La bandiera sarà un drappo rosso come quello delle brigate internazionali, ma avrà i 4 muri e la fiamma di Giustizia e Libertà.
Dino parte per la Spagna il 6 novembre con un gruppo di circa 200 volontari, prima in treno, poi in pullman e infine a piedi nella difficile traversata dei Pirenei. Ha come compagno di viaggio un giovane cagliaritano di nome Cornelio Martis, già conosciuto a Parigi nella redazione del settimanale Giustizia e Libertà, e del quale aveva più volte scritto alla moglie Graziella chiamandolo l'Ulisside per l'avventurosità del suo carattere. Solo da poco, cioè non molto dopo che io avevo scritto il libro di Muri, ho appreso che la fuga di Martis dall'Italia era stata in tono col suo fare sportivo e nonchalant. Infatti, fingendo una spericolata ma normale gita in barca da Cagliari in una giornata di maestrale, Martis era sbarcato in Tunisia e di qui aveva raggiunto Parigi. Il gruppo dei volontari, appunto di cui faceva parte Dino e Martis e altri, il gruppo dei volontari giunge a Figueras, dove vengono immatricolati e inviati alle unità combattenti. Ma non così accade a Dino, Martis e altri due volontari non comunisti. Leggo sul diario di Dino: siamo schierati sugli spalti della fortezza, si distribuisce qualche pacchetto di sigarette che a me e a Cornelio viene legato, perché siamo arrivati con qualche minuto di ritardo alla giornata, ma è un pretesto. La ragione vera è che siamo tenuti d'occhio e la consegna è di renderci la vita difficile. Questo lo comprendiamo solo dopo. In quel momento protestiamo, solo per le sigarette. Ne nasce una scenata. Siamo arrestati e ammanitato. Un ufficiale trae argomento da questo incidente per arringare i soldati e metterli in guardia contro i sabotatori degli stadi. Leggo ora da un altro brano, tratto questa volta dal memoriale di Massimo Masetti, fiduciario del SID in Spagna. Tralascio la parte raccontata succintamente da Dino e così continua. L'avventura fu registrata a passivo dei 4 volontari, che furono subito individuati come sospetti. 2 di essi, Martis e Rossi, furono in seguito fucilati. Il terzo, l'ingegner Giacobbe, fu costantemente sorvegliato e non riuscì mai ad essere messo in condizioni di poter pienamente dare prova della sua capacità tecnica. Del quarto non ho notizie. Masetti descrive le ultime ore di vita di Martis. Durante la marcia di avvicinamento alla prima linea, il Martis ottenne di fermarsi in un'infermeria per farsi curare i piedi piegati che gli impedivano di camminare. Raggiunse la prima linea 3 giorni dopo. Andò in trincea alle 7:30 del mattino. Dopo mezz'ora ricevette l'ordine di presentarsi al comando di battaglione con armi e bagagli. Fu invece portato dinanzi a un plotone di esecuzione. Quando capì di che cosa si trattava, scongiurò che non lo uccidessero. Gridò che chiedessero informazioni sul suo corpo a Lussu e a Chandra. Tutto fu inutile. I fucili furono schierati contro di lui e i colpi partirono. Il Martis non fu subito colpito a morte. Il colpo di grazia gli venne sparato dal comandante della sua compagnia. Il giorno dopo, sull'ordine del giorno, venne pubblicato che il Martis, ufficiale dell'esercito italiano della milizia fascista, era una spia dell'ombra e che scoperto era stato fucilato. Dino ignora la fine dell'amico e scrive nel suo diario: non ho più notizie di Cornelio Martis, che è stato assegnato a un distaccamento lontano dalla città. A metà novembre Dino arriva da Basete, nella regione della Mancia, dove aveva sede il comando delle brigate internazionali.
Dopo l'episodio di Figueras era assetato di solidarietà umana che gli restituisse fiducia. Ma un velo impalpabile ma tenace di diffidenza si frapponeva tra lui e i compagni, isolandolo ed emarginandolo. Nei suoi appunti si legge: in complesso faccio una vita molto solitaria, con lunghe passeggiate in campagna e soste in biblioteca, leggendo vecchie cronache spagnole dove si parla delle guerre contro i ribelli sardi. Al comando delle brigate internazionali, dove mi reco di tanto in tanto, mi si dice di aspettare, tieniti in contatto con noi, attendi. Scriverà a Graziella: mi trovo ancora nella città che ti ho descritto e non ho ancora un'occupazione definitiva, non ho ancora cominciato un lavoro regolare. Niente di nuovo nella mia vita. Sarei insincero nel riuscirei a ingannarti se ti dicessi che sono molto soddisfatto della mia vita. Mi annoio assai. Era ben altro che volevo. Non posso far altro per rifugiarmi nel pensiero di te e dei bambini. Dino incontrerà, o meglio, gli saranno posti altri ostacoli, ma alla fine la batteria Carlo Rossetti prenderà corpo. Ne faceranno parte una trentina di italiani e altrettanti spagnoli e sarà dotata di 3 cannoni, 3 vecchissimi cannoni russi datati 1878. Forse avevano servito nella guerra russo-turca di quegli anni, scrive Dino. Forse erano stati già fuori uso nella guerra russo-giapponese del 1904-1905. È molto dubbio che siano serviti nella guerra 14-18. Sembra che per noi dovessero essere più che buoni. In verità, i nostri cannoni avevano un aspetto imponente. Erano alti come un primo piano. Il proiettile pesava 45 kg. I soldati ne erano entusiasti, ma le ruote erano di legno, cerchiate di ferro come le ruote dei nostri carri a buoi. Non potei accompagnare la colonna perché dovevo recarmi sul posto delle operazioni per predisporre il necessario e affidare al sottocomandante, raccomandandogli di camminare a passo d'uomo. Questi era un giovane triestino proveniente dalla Russia che voleva creare anche tra i soldati, presso i quali godeva grandi simpatie, un gruppo di staccanovisti. Dino si era opposto, considerando l'iniziativa pregiudizievole alla completezza della batteria, ma la cosa dispiacque all'ala comunista che era la più forte. Ma quando fu sicuro che lo avevo perduto di vista, continua la nota di Dino, comandò che si marciasse a tutta velocità. Il risultato fu che dopo pochi chilometri le ruote si fracassarono e si dovette portare la batteria fuori strada, nell'immenso deserto della campagna spagnola, e dovemmo restarvi oltre una settimana in attesa di ruote di ricambio. Una settimana, un poco più, non sarà cascato il mondo per questo. No, non è cascato il mondo per questo, ma furono giorni estremamente drammatici per la storia di quella piccola schiera di uomini buttati là fuori strada. Maturarono in 2 giorni, anche tra noi, tutti i fermenti di un conflitto di poteri che ha portato immenso danno alla rivoluzione spagnola. Il comando militare rappresentato dal compagno comandante, il comando politico rappresentato dal compagno commissario politico. Qualche altra notizia su questo episodio è contenuta in una conversazione registrata molti anni dopo. Dice questo: le discussioni furono così gravi che volli mettere ai voti se dovevo restare o no al comando della batteria. Fu fatta la votazione e fui confermato una discreta misura. Così facendo, Dino era ricorso a una prassi che era stata in uso fra gli anarchici, i quali praticavano una forma di democrazia anche nelle formazioni militari, eleggendo i loro ufficiali del
indicandoli a dito nelle assemblee, prassi che contrastava con quella autoritaria delle guidate internazionali. La questione non era di poco conto. Infatti su questo tema erano corsi fiumi di parole e talvolta di sangue prima che prevalesse la linea comunista del rinviare, come dicevano, rivoluzione e democrazia a dopo il conseguimento della vittoria. L'episodio non passò inosservato e Giuliano Paglietta, commissario politico del settore, venuto a visitare la batteria, gliene fece prendere. Non mi dilungo su episodi e situazioni che confermano quel che segnala Masetti. L'ingegnere Giacobbe fu costantemente sorvegliato e non riuscì mai ad essere messo in condizione di poter pienamente dare prova della sua capacità tecnica. Altri vi dirà meglio di me, dirà questo meglio di me. Voglio soltanto sottolineare come per Dino e per molti altri volontari la partecipazione alla guerra spagnola non è stata un'avventura politica e militare per guadagnare soldi e gradi, ma l'avventura esistenziale di chi, per rispondere alla propria coscienza, compie il doloroso dovere della guerra, che necessariamente è violenza, ma una violenza che si pone a una violenza più grande che nega ogni libertà e ogni giustizia sociale. Nel gennaio del 1938 l'avventura spagnola è al suo epilogo. Una dopo l'altra le città catalane cadono in mano ai franchisti. Il 24 gennaio sono alle porte di Barcellona e migliaia di civili, sotto una tempesta di nevischia che gela le vene e rende impraticabili le strade, lasciano la loro terra per sfuggire al nuovo bagno di sangue che le armate di Franco stavano preparando. Dino, insieme a 700 internazionali, lasciano per ultimi la Spagna e sono avviati ai campi di concentramento. Dino è destinato a quello di Achelles-sur-Mer, una striscia di sabbia recintata di filo spinato e guardata a vista dalle truppe di colore francese. Per giorni e giorni restano al ghiaccio, senza una tenda o una coperta, con scarso cibo e nessun medicinale. Ne fuggirà avventurosamente, tornerà ancora una volta clandestino a Parigi e di qui, quando le armate tedesche inizieranno la loro marcia di morte sulle fiamme e sulla Francia, fuggirà negli Stati Uniti. Neanche gli Stati Uniti saranno per lui un luogo di libertà e di pace. Al costante dolore per la lontananza dalla famiglia si aggiungerà il rammarico del contrasto con la linea del governo americano, più nemico del socialismo che del fascismo, ma anche quello, ancora più amaro, di non essere d'accordo con i suoi stessi compagni di esilio. Se si esclude la costante e sincera amicizia e l'identità di vedute che lo legavano a Gaetano Salvemini, sin dai lontani contatti che il partito sardo ebbe con il partito molisano, Dino ebbe durissimi conflitti con la Mazzini Society a causa del diverso punto di vista sull'eventuale collaborazione con gli alleati. Mentre costoro erano convinti che pur di vincere la guerra contro il fascismo ci si doveva alleare con gli anglo-americani senza condizioni, Dino, come Lusso, era per una collaborazione contrattata che fornisse formali garanzie di integrità territoriale per l'Italia liberata dal fascismo. Senza queste garanzie, pur essendo pronto e disponibile alla spedizione in Sardegna progettata da Lusso, che avrebbe fatto della Sardegna il punto di innesco della deflagrazione della resistenza al nazifascismo, non se la sentiva di mettersi contro l'Italia, sia pure quella che in quel momento era dominata dal fascismo. Alla fine della guerra Dino, ancora e sempre eroe ignoto, senza aspettare che fosse richiamato dal governo succeduto al fascismo, chiese all'ufficio di immigrazione degli USA a New York di concedergli di partire
assieme alle migliaia di mafiosi di cui l'America si libera.